Eliana Gignoli. Buongiorno a tutti, parlo come avvocato e parlo come fondatore di Indipendenza Veneta e ne capirete le ragioni. Il tema è quello della responsabilità di chi ha amministrato, ma anche della responsabilità politica di chi doveva controllare. Queste due responsabilità si sono non a caso saldate assieme producendo il disastro che quello che valeva 100 oggi vale 10 e quando andrà in borsa varrà ancora meno. Allora il mio è un ragionamento meditato ed è, vi anticipo, un no assolutamente convinto e serio. Un no che mira ad un obiettivo e risponde alla domanda: è più importante per voi, per le vostre famiglie, per le vostre imprese salvare una banca che vale ormai zero, o è più importante la vostra dignità e l'azione recuperatoria nei confronti di coloro i quali vi hanno in associazione a delinquere, dice la Procura di Vicenza, con truffa, con falso in bilancio, alterato il valore delle vostre azioni? Questa è la domanda a cui dovete rispondere. Questa è la domanda che con dignità io mi sono posto e che con convinzione ritengo che mi abbia indotto a portare una scelta per il no. Una responsabilità del CDA, una responsabilità del collegio sindacale, una responsabilità di coloro i quali facevano le certificazioni. Non ho ancora sentito dire nei propositi di Iorio, di Dolcetta, quali azioni concrete vogliono intraprendere per l'azione recuperatoria, e non ho ancora sentito nemmeno dalla Procura di Vicenza, dal procuratore capo Cappelleri, che ha chiesto timidamente un magistrato in più alla Corte d'Appello. No, 50 magistrati, perché in 6 mesi si arrivi alla confisca, al sequestro, si arrivi alle manette, perché sono reati che con le garanzie che le norme prevedono consentono anche di far sentire le manette. Non c'è prospettiva di recuperare alcunché se non si passa attraverso azioni di sequestro. E quindi io chiedo di agire anche contro la Banca d'Italia, responsabile prima sul piano politico, assieme al governo, è andato esolato alla cena a sostegno di Renzi, non io. Presidente, mi dia 3 secondi ancora. 3 secondi ancora. Vergogna! 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 Io le chiedo altri 3 secondi prima di dare un minuto al signore. Vergogna! Chiuda per favore, Lorenzo. Contro la Banca d'Italia e contro quelli